30 luglio sarà un giorno importante per il campionato di eccellenza. In quella data infatti si conoscerà l'elenco esatto delle formazioni sarde ammesse al campionato di Serie D e quindi se verranno accolte le domande di ripescaggio di Latte Dolce Sassari e Buduni. Due formazioni ambiziose che sperano di ritornare a giocare in quella che in futuro diventerà la quarta serie del calcio italiano. Dall'esito dei ripescaggi a cascata dipende anche l'esatto assetto del torneo in cui milita la Nuorese, che vuole immediatamente togliersi i panni di matricola terribile che non si addice a un club blasonato e che ha sempre visto il massimo campionato regionale di calcio come un trampolino di lancio per traguardi più prestigiosi. Le decisioni della Lega Dilettanti influiranno poi sulle scelte della Federcalcio regionale, che si trova a sua volta ad avere sul tavolo diverse richieste di ripescaggio. In primis quelle delle formazioni che hanno perso i play-off o i play-out come La Palma e Valle d'Uria. Ma indubbiamente le avversarie che interessano maggiormente la Nuorese sono quelle di alta fascia, come la formazione gallurese e quella sassarese. Anche se la Nuorese ha intrapreso una sua strada, fatta di un progetto ragionato ma ambizioso, che mira a costruire solide basi per riportare i verdi-azzurri nell'elite del calcio sardo. L'obiettivo è quello di ripercorrere le orme di Torres e Olbia, magari ricostituendo quel terzetto di squadre che nel campionato di Serie C2 del 2006-2007 furono protagoniste di bellissimi derby. Dopo l'arrivo del tecnico Bernardo Mereu, la società del presidente Michele Artedino ha avviato la campagna di rafforzamento che ancora non è terminata. In settimana è arrivato il portiere Simone Deliperi, che di quella stagione felice del calcio sardo fu uno dei protagonisti, sia pure tra le fila della Torres. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere qualche novità sul fronte centrocampisti e attaccanti. Il progetto nuorese va avanti con l'obiettivo di riportare i colori verdi-azzurri ai fasti di un tempo.